Bene, vogliamo insieme condividere la parola del Signore. Capitolo 9 di Giovanni, Vangelo secondo Giovanni, capitolo 9. Alleluia, vogliamo leggere tutto questo capitolo, è una bella storia, un bel miracolo. Gloria a Dio. Giovanni capitolo 9, dal primo verso. Alleluia. Amen. Se l'avete trovato inizio la lettura. Grazie per esservi alzati in piedi. Dio ci benedica. Passando vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo: Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Gesù rispose: non ha peccato né lui né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva e ne spalmò gli occhi del cieco e gli disse: va, lavati nella vasca di Siloe, che significa mandato. Egli dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Perciò i vicini e quelli che l'avevano visto prima, perché era mendicante, dicevano: non è questi colui che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui. Altri dicevano: no, ma gli somiglia. Egli diceva: sono io. Allora essi gli domandarono: com'è che ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose: quell'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me ne ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io quindi sono andato, mi sono lavato e ho recuperato la vista. Ed essi gli dissero: dov'è costui? Egli rispose: non so. Condussero dai farisei colui che era stato cieco. Ora era in giorno di sabato che Gesù aveva fatto il fango e gli aveva aperto gli occhi. I farisei dunque gli domandarono di nuovo anche loro come egli avesse recuperato la vista. Ed egli disse loro: egli mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Perciò alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non è da Dio perché non osserva il sabato. Ma altri dicevano: come può un uomo peccatore fare tali miracoli? E vi era disaccordo fra loro. Essi dunque dissero di nuovo al cieco: e tu, che dici di lui, poiché ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: è un profeta. I giudei dunque non credettero che lui fosse stato cieco e avesse recuperato la vista, finché non ebbero chiamato i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li ebbero interrogati così: è questo vostro figlio che dite essere nato cieco? Come mai dunque ora ci vede? I suoi genitori risposero: sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo, né sappiamo chi gli abbia aperto gli occhi. Domandatelo a lui, egli è adulto, parlerà lui di sé. I suoi genitori dissero questo perché avevano paura dei giudei, poiché i giudei avevano già stabilito che se uno avesse riconosciuto Gesù come Cristo, sarebbe stato espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori gli dissero: egli è adulto, domandatelo a lui. Essi dunque chiamarono per la seconda volta l'uomo che era stato cieco e gli dissero: dà gloria a Dio. Noi sappiamo che quell'uomo è un peccatore. Egli rispose: se egli sia un peccatore non lo so. Una cosa so, che ero cieco
e ora ci vedo. Essi allora gli dissero: ma che ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Egli rispose loro: ve l'ho già detto e voi non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Essi lo insultarono e dissero: sei tu discepolo di costui, ma noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato, ma riguardo a costui non sappiamo di dove sia. Quell'uomo rispose e disse loro: questo poi è strano, che voi non sappiate di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Si sa che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno è pio verso Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo non si è mai udito che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se quest'uomo non fosse da Dio, non potrebbe fare nulla. Essi risposero e gli dissero: tu sei tutto quanto nato nel peccato e insegni a noi? E lo cacciarono fuori. Gesù udì che l'avevano cacciato fuori e, trovatolo, gli disse: credi tu nel Figlio di Dio? Colui rispose: chi è Signore perché io creda in Lui? Gesù gli disse: tu l'hai già visto, egli è colui che ti sta parlando. Ed egli disse: Signore, io credo, e lo adorò. Gesù disse: io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Quelli dei farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Amen. Amen. Gloria a Dio. Una bella storia, vero? Sì, alla fine è molto... È un fatto successo veramente. A tratti viene anche da sorridere, no? Come quest'uomo poverino cieco, nato cieco, viene tormentato. Oh, ma com'è che ci vedi? Ma chi è stato? Ma che ti ha fatto? Ma non una volta. Prima quelli che lo conoscevano, poi i farisei, e poi chiamano i genitori. È sempre lì a tormentarlo. Una bella storia, no? Però alla base c'è l'amore di Dio. Dio che non lascia nella sofferenza. Gesù che insegna. Gloria a Dio. Amen. Al tempo di Gesù credevano che quando avessi un handicap, una malattia, è perché tu avevi peccato. Se non tu, qualcuno della tua famiglia, ma qualcuno ha peccato. Per questo gli domandano a Gesù: chi ha peccato? Lui o i suoi genitori? Che curiosità. E Gesù dice: non ha peccato né lui né i suoi genitori, ma è così affinché la gloria di Dio sia manifestata in lui. Amen. Alleluia. Perché? Perché tutto ciò che noi consideriamo come qualcosa di brutto, no? Una malattia, Dio la può usare per la sua gloria. Amen. E tutto dipende dalla tua capacità di apprezzare la grazia di Dio. Amen. Alleluia. Anche vivendo felicemente nel tuo stato di malattia, io ti dico è una grazia di Dio. Amen. Alleluia. Conosco fratelli ciechi, non hanno recuperato la vista, ma lodano il Signore con gioia. Amen. E questo per me è un miracolo. Amen. Non è da tutti. Amen? Amen. Così come conosco fratelli anche nella malattia, nell'handicap, non se la prendono con il Signore.
ma lodano Dio con tutto il cuore e con gioia, più di quelli che stanno bene, perché realizzano l'amore di Dio nella loro vita e sanno apprezzare che la salvezza vale più del miracolo fisico. Poi, gloria a Dio, Lui può anche guarire. Ancora oggi io credo che il Signore guarisca. E chi vi parla è stato guarito da Gesù. Alleluia. Quindi Gesù dice chiaramente: non ha peccato né lui né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. È necessario, bisogna che io compia le opere di Dio. Alleluia, perché ancora oggi il Signore sta compiendo l'opera sua. Ancora il Signore è qui per operare. Alleluia. Tante volte l'uomo non lo lascia operare. Alleluia, ma il Signore vuole operare, vuole intervenire. Amen. Amen. Alleluia, come è intervenuto in quell'uomo. In un modo inaspettato quell'uomo non pensava mai di poter vedere la luce, era nato cieco. E in un modo inaspettato ha potuto vedere la luce. Primo perché ha incontrato Gesù che è la luce, e poi perché proprio in un modo fisico ha recuperato la vista e ha visto la luce. Alleluia. Gesù opera in un modo, possiamo definirlo strano. Prende del fango, la terra, li sputa e le mette negli occhi. Un modo strano, vero? E gli dice: va a lavarti adesso nella vasca di Siloè. Che vuol dire mandato. Anche la scelta di questa vasca non è a caso, perché l'ha mandato in quella vasca. Ai portici c'erano tante vasche, ognuna con un nome. Gli disse di andare in questa vasca, Siloè, vuol dire mandato, perché Gesù è stato mandato, ci è stato mandato. Gesù ha mandato il suo figliuolo. Anche la scelta di questa vasca dove andarsi a lavare non è a caso, nulla è a caso. Gesù non fa e non dice nulla per caso. Gloria al Signore. Va, lavati lì. Quest'uomo va e torna che ci vede. Gloria a Dio. Amen. Alleluia. Poteva semplicemente toccarlo il Signore. O senza toccarlo poteva anche dire: sii guarito, io voglio che tu sii guarito. Ha guarito anche così il Signore, no? Vedete, il metodo non è importante. L'importante è il risultato. Il Signore è il Signore. Lui decide come operare, vero? Noi vogliamo dire: Signore, tu fai quello che ritieni opportuno, purché tu intervenga. Amen. Amen. Alleluia, perché così il Signore dimostra anche la sua signoria. E noi ci rendiamo conto che Lui è e rimane e sarà sempre il Signore. Alleluia. Quest'uomo diventa oggetto di critiche, di discussioni. Possiamo dire è una testimonianza vivente dell'opera di Dio. Possiamo definirlo una testimonianza vivente. Siete d'accordo? Amen. Come dobbiamo essere anche noi una testimonianza vivente di quello che Dio ha fatto nella nostra vita. Gli altri devono poter vedere il nostro cambiamento, no? Dal buio siamo passati alla luce. Gloria a Dio. Amen? Quelli che lo conoscevano dicevano: ma non è quello il mendicante che stava a chiedere l'elemosina, cieco? Qualcuno l'ha riconosciuto, qualcuno no, non è lui, gli somiglia. Lui che ascoltava: sono io sono quel mendicante, e prima non ci vedevo, ma ora ci vedo. Ma com'è? Che è successo? Quell'uomo che viene chiamato Gesù
Ha preso del fango, gli ha sputato, ha messo degli occhi, mi ha detto di andare alla vasca, l'ho fatto, mi sono lavato e ora ci vedo. Non è bastato. Farisei, vediamo. Ma com'è che è successo? Quanti tormenti. Alleluia, siamo tormentati in questo mondo, chi in un modo, chi in un altro. Quando il Signore opera nella nostra vita, il mondo ci tormenta, il nemico ci tormenta, siamo attaccati, combattuti. Ma gloria a Dio, la luce è in noi. Amen. Alleluia. Chiamano persino i genitori di quest'uomo, perché non credono che era nato così cieco. Io ho notato l'amore di questi genitori, no? Sinceramente il loro amore lo rifiuterei. Hanno paura per loro stessi. Chiedete a noi, ma dopo andate da lui, è grande, lui può parlare, cosa gli è successo lui lo saprà dire, no? Perché chiamate noi? E hanno paura. Per chi veniva scacciato dalla sinagoga erano problemi. Pensavano più a loro che al loro figlio. Questo è l'amore dell'uomo. Alleluia. Ma l'amore di Dio è diverso. L'amore di Dio dice: prendo io il suo posto, rispondo io per lui. È vero? Così ha fatto Gesù, ha preso il nostro posto, ha pagato lui per noi. Amen. Alleluia. Domandatelo a lui è grande, lui saprà. Alla fine quest'uomo si stanca. Oh, vi ho detto sempre la stessa cosa, che cosa volete di più? Una cosa so, non so niente, dov'è, dove non è. So che si chiama Gesù, ma so che prima non ci vedevo e ora ci vedo. Cosa volete da me? Come ha fatto? Non lo so come ha fatto. Ma quest'uomo non è da Dio. Ma se non era da Dio quest'uomo, poteva guarirmi. Già il Signore lo sta usando per testimoniare di Lui. Alleluia. Vedete, quello che il Signore ci dà, dobbiamo utilizzarlo. Dobbiamo trafficare. Il Signore ci ha dato qualcosa. Quell'uomo sapeva parlare prima, poteva mai dire queste cose, ma siccome ha sperimentato qualcosa da parte di Cristo Gesù, può rispondere. Voi dite che non è da Dio, ma se non era da Dio non poteva guarirmi. Dio non ascolta i peccatori. Invece quell'uomo è da Dio. Tu cosa dici? È un profeta. Cosa poteva dire? Non sapeva ancora chi fosse Gesù. Alleluia. Alleluia. Alla fine se la prendono con lui, lo buttano fuori. Tu sei matto. È vero o no che il mondo ci prende per matti? Quando parli di Gesù non sei stato preso mai per matto. Tu sei matto. Tu credi ancora a queste cose. A me ci credo, ci crederò, voglio crederci. Io so che Cristo vive. Amen. Amen. Tu mi parli della parola di Dio ancora nel 2024. Sì, te ne parlerò sempre e sempre se ne parlerà finché Dio vuole. Finché non ritornerà. Alleluia. Vai via, lo cacciarono fuori. E Gesù non perde di vista quell'uomo. Udì che l'avevano cacciato fuori e lo trova. Questo mi testimonia come la parola di Dio è sempre verità. Dio non lascia mai le opere che compie, che inizia a metà, ma le porta a compimento. Vede, il Signore aveva iniziato in quell'uomo un'opera, ha iniziato col guarirlo, ma non aveva finito.
gli voleva dare ancora qualcosa di più. E non lo perde di vista, non lo lascia, ma lo trova, va in cerca ancora di quell'uomo e si presenta a lui, dicendogli chiaramente: credi tu nel Figlio di Dio? Figlio di Dio. Ma chi è, Signore, perché io gli creda? Sono io che ti parlo. È in modo chiaro. Il Signore ti parla in un modo chiaro. Sta a te fare la scelta di accettarlo o meno. E credo che il Signore stia parlando in questa mattina. Forse qualche giovane, non lo so. Mi devi accettare o non mi vuoi accettare? Credi in me o non credi in me? Ma chi sei, Signore, perché io creda? Sono io che ti parlo, sono il Figlio di Dio, in un modo chiaro. Allora quell'uomo dice: sì, Signore, io credo in te. E subito lo adora. Vedete come nasce spontanea l'adorazione? Non è che il Signore gli insegna come adorarlo. Non c'è nessuno che può insegnarti come adorare Dio, ma l'adorazione viene spontanea. Quando lo accetti come Dio, ti viene di adorarlo, perché c'è lo Spirito che ti rivela qualcosa. Ti rivela che sei davanti alla presenza di Dio, davanti al tuo Creatore, a colui che ti ha fatto e conosce i tuoi pensieri, quando ti siedi, quando ti alzi, il tuo dolore, quello che provi, il tuo sentimento, lui ti conosce. Amen. Amen. Alleluia. Sì, Signore, io credo. E lo adoro. Alleluia. E poi Gesù dice: io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio. Non è il Signore che giudica, siamo noi che ci giudichiamo da noi stessi. Non possiamo non essere peccatori destinati alla perdizione eterna se non accettiamo Cristo Gesù come Signore e Salvatore. La nostra scelta determina il giudizio. Io sono venuto per fare un giudizio, affinché quelli che non vedano, vedano. E tra questi che non vedono, che prima non vedano e che ora vedono, ci siamo noi, vero? Grazie a Dio ora vediamo. Quella grazia meravigliosa di Gesù che splende nei nostri cuori. E prima non vedevamo. Alleluia. E il Signore fa in modo anche che chi pensa di vedere invece non vede. Sono quelli che sanno tutto, vedono tutto, comprendono tutto, ma non sanno comprendere che Dio ha mandato il suo figliolo, il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Allora sono ciechi, perché non vedono la salvezza davanti a loro. Gloria al Signore. Una bella storia. A me sta a te decidere se la tua storia sarà bella o brutta. La storia di quest'uomo è una bella storia. E ti posso dire, finora la mia storia è una bella storia. Non posso assicurarti come sarà. Io vorrei che continui ad essere ancora bella e voglio che sia ancora più bella. E voglio lasciare un'eredità ai miei figli bella, che parla di fede. Ma sta a noi cosa scegliamo di fare. Amen. Alleluia. Dio ci dia grazia di sapere riconoscere Cristo Gesù come Dio, Salvatore. Amen. Amen. E guaritore dell'anima nostra. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli, trascorriamo del tempo in preghiera. Gloria al Signore.